Benvenuti a questa seconda puntata dello speciale dedicato al libro bianco sulla montagna veneta voluto dall'Unione Artigiane Piccole Industrie di Belluno e da Confartigianato Imprese Veneto e recentemente presentato alla Presidenza della Regione del Veneto. In questa seconda puntata cerchiamo ancora di capire quali siano i punti di maggiore interesse frutto dell'analisi dei curatori di questa indagine. Come dicevo, questo libro bianco abbiamo voluto come Unione Artigiane e Piccole Industrie di Belluno affrontarlo con un metodo nuovo, innovativo, evitando quella che è l'approssimazione, cioè raccogliendo solo quegli elementi di criticità e metterli a fattor comune. Siamo voluti partire quindi da un'analisi approfondita, valutando 26 parametri di rilevazione, considerando territori di comuni totalmente montani e parzialmente montani. Abbiamo coinvolto le vicine province di Vicenza e di Verona e parzialmente di Treviso per poter avere appunto un dato di riferimento importante. Da questa analisi copiosa che è stata appunto affrontata ne sono scaturite l'immagine di sostanzialmente di quattro tipologie di montagna veneta. A fronte di questo poi è stata fatta una valutazione parametrata tra quelli che sono i termini non solo economici ma anche demografici dell'intero territorio regionale e abbiamo voluto, un termine che va molto di moda oggi, parametrare il risultato della nostra provincia rispetto perché evidentemente quella più fortemente montana, con il resto della regione e fare il famoso spread, il famoso differenziale. Il dato che ne è uscito evidentemente dimostra come la criticità della montagna, in particolar modo quella bellunese, sia molto forte e molto accentuata rispetto alla pianura veneta. Tra le analisi effettuate vi è stata anche la comparazione con le dottrine legislative di altre regioni italiane che offrono e soffrono problematiche simili. E lo scopo dell'analisi è stato quello di comparare alcuni casi pratici di regioni a statuto ordinario che possono rappresentare un esempio di politica integrata per la montagna. Il Veneto è stato il primo caso di politica per la montagna, infatti anche nell'83 aveva già legiferato a livello regionale con un documento strategico appositamente creato. Tuttavia in seguito ha abbandonato questa strada, mentre altre regioni hanno fatto grossi passi avanti, quindi abbiamo analizzato proprio questi casi. Sono la regione Lombardia, l'Emilia-Romagna, il Piemonte e la Toscana. Queste regioni hanno prodotto dei documenti strategici che si integrano perfettamente poi nella normativa regionale, quindi con modalità integrata, e soprattutto adottano un approccio negoziale. Cosa significa? Che favoriscono il dialogo con gli enti locali attraverso determinati documenti appositamente creati e in questo modo favoriscono un confronto per l'elaborazione di politiche specifiche per le diverse montagne territoriali, che è il punto che noi sosteniamo poi nel documento. Non esiste un'unica montagna, ma diverse montagne. Da questo confronto quali sono le buone pratiche che ne escono? Le buone pratiche sono innanzitutto l'esigenza di avere un piano di indirizzo, un documento strategico che dia un quadro d'insieme di quella che può essere la politica per la montagna. In secondo luogo la necessità e l'opportunità di identificare nei documenti programmatici regionali e comunitari gli strumenti finanziari per favorire queste politiche, quindi senza pensare ad un'allocazione finanziaria ad hoc. E in terzo luogo, appunto, come dicevo, l'approccio negoziale, quindi l'idea di individuare negli interlocutori territoriali i soggetti in grado di dare poi attuazione concreta con proposte specifiche a queste linee di indirizzo. Nello specifico per la Regione Veneto, status e prospettive. La Regione Veneto dovrebbe riprendere quella che è stata la sua esperienza elaborata negli anni '80, evolversi, quindi elaborare una nuova strategia per la montagna anche attraverso lo studio di indicatori specifici, indicatori statistici che favoriscano anche una conoscenza più approfondita delle diverse montagne. Quindi ci auspichiamo che questo documento, partendo anche dall'esempio di altre regioni, porti all'elaborazione a livello regionale di politiche regionali di questo tipo di iniziative.
Questa ricerca, come è stato più volte ribadito, non si ferma all'analisi, ma propone percorsi fattuali, ad esempio norme di semplificazione per la montagna. Ma sono 15 norme che prevedono un'accelerazione nella evasione di procedure, pratiche e posizioni amministrative che riguardano l'apertura, il mantenimento e la trasformazione di attività economiche e non solo economiche in zona montana. Ad esempio uno sportello unico attività produttive di competenza solo comunale, una qualificazione energetica degli edifici che viene attuata unicamente attraverso denuncia di inizio attività, una classificazione in deroga della ricettività turistica, anche la creazione di un albo delle imprese locali montane a cui le pubbliche amministrazioni possono attingere nell'affidamento degli appalti pubblici. E ancora misure per la coesione delle zone montane. Sono misure che operano a due livelli. Un primo livello è quello di un riordino complessivo delle funzioni, delle competenze amministrative che riguardano le zone montane, con particolare riguardo ai temi ambientali di tutela del paesaggio, addirittura prevedendo un trasferimento in base all'articolo 116 terzo comma della Costituzione di funzioni che sono esclusivamente statali, i quali passerebbero ad una gestione regionale e provinciale, quindi ad una gestione locale. Un secondo livello riguarda invece la messa a regime di un sistema normativo regionale che annualmente, attraverso una legge appositamente dedicata alla montagna, dovrebbe raccogliere le istanze e le domande che nascono e maturano nelle zone alpine per tradurle in atto normativo. Questa è l'idea di base dell'intera proposta, cioè che ci sia uno svantaggio normativo, per certi versi più penalizzante di quello demografico infrastrutturale, che viene dato esclusivamente dal fatto che le norme regionali, statali, vanno pensate come adeguate alle zone alpine. E questa adeguatezza, nella stragrande maggioranza dei casi, non comporta sussidi, contributi, finanziamenti aggiuntivi, ma semplicemente una formulazione più congrua delle norme. Per fare un passo avanti, chi deve prendere in mano le vostre proposte? Come dicevo, è stato presentato al governatore della Regione Veneto, che è il primo destinatario di questo importante documento. In occasione del saluto che ho portato e di ringraziamento al governatore, ho definito questo un dono e come tutti i doni preziosi auspichiamo che sia messo in bella vista. In questo caso sia portato all'attenzione del sistema legislativo regionale per la sua approvazione. Ed è tutto per questa seconda puntata dello speciale dedicato al Libro Bianco sulla Montagna Veneta. Grazie per averci seguito. Vi ricordiamo che la terza puntata andrà in onda lunedì 2 aprile alle 21:05 con repliche venerdì 6 aprile alla medesima ora e venerdì 13 aprile alle 17:55.